No, I'm not a writer. È vero che del meteo c'è sempre da fidarsi, quel che c'è da fidarsi, però mette rovesci oggi e dopo sabato e domenica bello, no? È che è uno spettacolo, accidenti. Mi dispiacerebbe. Cane, vedi non andare in acqua che anche il giubbotto, ecco come non detto, è il giubbotto imbottito. Ma ti sembra il caso di fare ste robe pericolose così? Dai, stai qui. Scivoli, mi vai in acqua e dopo... Non so neanch'io. Che il meteo qua, magari sta creando giusto adesso un po' di nevischio perché fa freddo e queste devono essere le precipitazioni. E poi domani smette. Cane, mi vieni qui, ma guarda che cane autopericoloso. Cosa hai visto te? Hai visto i corvi e gli aironi? Sì, è un corvo di quelli grandi, hai visto? Guarda che corvo! No, che cadi, Amy, ma perché devi essere così spericolata? Vieni qui. Ah, che tipa, poi mi vai in acqua e se è estate ci ridi dietro, ma adesso, anche l'altro signore, il camperista che era lì, ha detto noi aspettiamo fino a mezzogiorno, poi vediamo se la neve inizia a attaccare e andiamo via anche noi. E io sono sempre che non so se credere al meteo oppure no. Signori del meteo, ma che dai. È bello perché lungo tutta la passeggiata, vedi, ci sono panchine ovunque, no? Nei punti strategici dove puoi riposarti, eccetera. Guarda l'Oco, Amy. Ciao, Oco! Sì, hai sentito Amy cosa ha detto? Vero Oco? Dimmi, raccontami. Ma voi eravate quelle che erano libere nel lago? Ah sì, guarda, mi ricordo io di voi. Queste le liberano poi. Ma pensa a te. Bene, ha smesso di nevicchiare e noi siamo molto più tranquilli. Siamo vestiti molto bene, Amy, cioè non nel senso che siamo vestiti bene, che siamo belli, no, anzi siamo molto molto zingani. Cioè chi ci vede stanno alla larga e dicono ehi, sti qua. Però no, non sentiamo il minimo freddo, a parte le mani ghiacciate che ho io perché sto tabanando con la GoPro e ho il guinzaglio di cane pericoloso in mano. E lei è il super capotino, vero Amy che è il super capotino? Guarda che bello! Che è tutto imbottito dentro? Ma sì, digli, è anche tutto chiuso sotto? Così tiene al caldo la panciotta, perché gli altri erano aperti, tenevano solo la schiena. E io dicevo sempre, ma il cane avrà bisogno di tenersi caldi alla pancia, no alla schiena. Dall'alto della mia ignoranza, che bello però. Bello anche il paesino, vedi, con le case in pietra, la chiesa vecchia in pietra, sai che a me piace la pietra. Dove va quel cane pericoloso? Aio! Cosa fai? Occhio, ammazzo! Occhio, che arriva! Aiuto! Adesso scivola là dentro. Guarda qua, Amy. Pieno. Guarda il cigno. Ciao cigno che sei venuto a trovarci. Che gentile questo cigno. No, cazzo, guarda che io ero qua, arrivi tu e mi fai così a me. Cioè scusa ma, non ho capito. Digli Amy, noi eravamo nel nostro. Arrivano loro e ci fanno così. Oh, è loca, che carina. Ciao qua, guarda quante qua.
Non aveva neanche portato niente, uno spritz, un pandoro, niente proprio. Hai visto, Amy? Le qua. C'è un cazzo. Oh, bene, vedi a non prendere decisioni affrettate. Ha smesso di nevicare, siamo qua tranquilli, ma non fa neanche freddo, sai, sinceramente. No. Ah, guarda, questo è il pontile dove fanno i tuffi, vedi? Guarda che fuori. E qui d'estate fanno i tuffi. E ce n'era un altro, no, mi sbaglio? Mi pareva, no, è questo. Pensa a te. Di là c'è neve, dopo il ponte dove c'è il torrente. Così quasi andiamo. Allora, qui dice che ci sono i percorsi storici. Si propongono 3 percorsi lungo i quali il visitatore può raggiungere i principali siti della Grande Guerra, presenti nel Friuli occidentale, immergendosi in luoghi assai ricchi dal punto di vista panoramico, culturale, escursionistico ed enogastronomico. Te fa magnà. Ok, qua praticamente dicono che il punto di partenza è il Museo della Grande Guerra di Ragogna, Borgo di Ragogna, mi sa che ci siamo stati, dove il visitatore può comprendere appieno le vicende storiche e chiedere informazioni sui percorsi all'aperto. La visita al museo seguono la sosta per esso, il ponte sul maggior fiume friulano. Ah, ok, ma qua diciamo è un percorso ben più lungo di quello che possiamo fare noi a piedi. Ciapa, metti in pausa il video e scansionati il codice QR. Buongiorno, siete al posto, signori? Non posto. Ma volevo capire se ne continuava a nevicare, eccetera. Oggi aveva messo pioggia. Pioggia, e però qua, non è caduto. Urco. Grazie mille, signora. La mattina è più bella, almeno prima ci diceva un No, indigeno del posto, ha detto che pomeriggio viene più brutto, però Sì, no, che ho paura per la discesa a fare in camper. Che c'è una discesa, sì. Bello. Camper vecchio. beh, noi abbiamo un'arca, quindi Eccomi, mi sono fermato a cambiare la batteria e la GoPro, ma che peccato quei signori che si erano fermati, erano camperisti anche loro, che avevano preso una casetta qui al lago di Barcis e avevano raccontato un po' i sentieri da fare, capito, delle cose carine, era bello sentire come ogni tanto succede qua nel canale, no? L'opinione di altre persone, i racconti, vabbè, ma la batteria della GoPro d'altronde dura quel che dura. Infatti ce le ho sempre dietro come cartucce su un fucile a pompa, pum cambia. Ecco, sì, vedi il ponticello, scordatelo se lo vedi nelle mappe, solo in macchina. Messaggio ovviamente rivolto ai camperisti. Amy ha paura dell'altitudine, l'Amy, è peggio di me. Quello Amy, ma che bello, molto bello, tutto molto bello. Adesso questo vorrebbe passare e ci aspetti anche Massà. Eh sì, perché passano sia macchine che pedoni qua, hai capito? Noi adesso giriamo a destra, dopo il ponticello a destra c'è l'area picnic e ringraziamo. Grazie signora! Se il cane è pericoloso e tira come una cretina è che non posso mollarla qua, c'è la strada, dopo mi fanno il cane al piattello. Ah, che bello, sempre solo io, non vorrei essere ripetitivo, ma se vai a guardare, facci caso, no? Guarda dove ci sono i centri commerciali, gli outlet, parcheggi strapieni, e zingano qua, sempre da solo, guarda, in mezzo alla strada. E adesso in qualche modo andiamo giù in quel torrente. Però Amy, che noi dobbiamo andare dove c'è la neve. Mi sarei volentieri fumato una cicca, ma ho lasciato le cicche in camper. Vabbè, ho la tromba elettronica, mai paura. In qualche modo o all'antica o con le nuove tecnologie mi drogo lo stesso. Yuri, e se piove? Ho l'ombrello, mai paura, sono zingaro full optional io. Vero cane? Tu hai anche il cappottino col coso là, col cappuccio? Anche il cane è full optional, ma sì! Allora, qui a Barcis ti anticipo che ci sono venuto abbastanza volte perché è veramente un posto molto rilassante, c'è un po' di tutto, da un po' di natura alle belle salite con i tornantoni andando su se vuoi andare in moto,
tante cose, il laghetto, il torrente, soprattutto d'estate per fare i bagni, è fantastico. Solo che Barcis io te lo consiglio da visitare nel modo migliore in bicicletta, quindi se hai la possibilità di avere la macchina o il camper che ti tiene la bicicletta, no, devi venire in bicicletta, quindi parcheggi dove vuoi e ti fai quella strada dalla parte di qua del ponte, no? Hai visto dove siamo entrati? Dopo chiaro che ti puntino tutto. E sta qua te la fai tutto in bici, è bellissimo, veramente bello. Passi la diga, che adesso non so se a piedi ce la facciamo a farla. Ma diciamo forse anche se adesso vediamo, perché si sta anche bene, c'è una bella temperatura, siamo ben intabanati, ma te l'ho spiegato, no?